progetto mio, io sono sicuramente quello che diciamo, è destinatario delle urla del Presidente quando le cose non vanno. È un progetto a cui ha lavorato tutta l'ENAC. Sostanzialmente tutto nasce da uno stanziamento, da un progetto, da una visione che evidentemente il Presidente di Palma ci ha trasferito circa 3 anni fa, e uno stanziamento di circa 300 milioni di euro da parte di ENAC verso ENAC Servizi per incominciare a riammodernare tutte queste infrastrutture che per anni sono state sostanzialmente abbandonate e che oggi stiamo cercando gradualmente, in maniera sistematica, puntuale, discreta, no? di rimettere a posto. Andiamo avanti. Questo era una slide che voleva riprendere un pochino quello che era il possibile collegamento che ci potrà essere a breve da Fiumicino in elicottero, no? Il pensiero di poter arrivare a Fiumicino, di poter essere trasferita in elicottero in pochi minuti all'urbe e poi con un aereo di dimensioni più piccole raggiungere in maniera capillare, no? il centro Italia e anche spingendosi verso la Sardegna. Questo è il modello che stiamo sviluppando. Ovviamente gestire 21 aeroporti è un qualcosa che finora diciamo, hanno visto un'anarchia sostanziale, non è proprio facile, quindi stiamo lavorando nell'andare a definire un modello gestionale in cui definiamo degli standard minimi garantiti su tutti gli aeroporti. Vediamo una standardizzazione dei processi, stiamo lavorando alle procedure e stiamo andando a definire in maniera poi da trasferirle su ciascuno di questi aeroporti in maniera standard, con una diciamo, centrale di controllo, chiamiamo un cruscotto di controllo che evidentemente dal centro si potrà poi portare avanti la regia di tutte le attività anche operative. Stiamo individuando dei referenti operativi su ciascuno scalo che rappresenteranno il nostro braccio operativo, un referente operativo che risponderà poi tramite un cruscotto di controllo centralizzato a ENAC Servizi, alla sede centrale di ENAC Servizi. Stiamo tra l'altro costruendo una nuova palazzina che vedrà poi tutta la struttura tecnica e anche il centro di controllo che riporterà tutti gli aeroporti.